Io voglio modificare il mondo con le leggi, non con le azioni personali che ho già fatto. Allora, i burocrati, ecco i burocrati del PD. No, ecco i burocrati voi del siete PD. dei pagliacci, non è con le pagliacciate che facciamo che pagliacci. Beh, senti, ascoltami, Jacopo, fai ridere, fate ridere. Allora, questo è il documento che io voglio. L'ho già fatto, io mi sono già rinunciata. Propongo il taglio, propongo delle cose concrete, 5.000 euro lordi, E io ne non propongo nessuna di più. legge, nessuna Allora burocrazia. facciamo, rilanciamo chi rilancia di più. Rilanciamo chi fa più. Allora, io voglio tagliare. Questo è per il bene dei cittadini. Eccolo qua, firmami questo documento. Va bene, Bene. anche gli insulti, cioè sono venuto a prendermi anche gli insulti. non Non vuole firmare, a me Bene, dispiace, arrivederci. veramente. Io Arrivederci. mi vengo anche sbattuto fuori, Io mi già- dispiace. no, Se no, volete puoi ci stare vediamo fuori. fuori. Alessandra Moretti. No, guarda, ecco, guarda, Mi Jacopo, dispiace. brioche e caffè. Allora mi dispiace, Vieni. se questa è l'accoglienza no grazie. È il caso di dire una lotta all'ultima firma tra i due candidati alla presidenza della Regione Veneto, Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, e Alessandra Moretti, centro-sinistra, finito all'Imena senza un accordo e con parole forti. Al centro dell'animata discussione la firma di un documento sul taglio di stipendi e indennità della politica proposta da Berti alcuni giorni fa a Moretti. Dopo un breve braccio di ferro sul luogo della firma, un locale pubblico scelto da Berti, il quartier generale della sua campagna elettorale scelto da Moretti, il primo ha raggiunto la sede elettorale del PD. Sono qui con la mano tesa. Qui però la lite si è spostata sul documento da firmare, se quello elaborato da Berti o quello redatto da Moretti, sostanzialmente molto simili, ma alla fine la firma non c'è stata. Questo documento qua è in rete da quasi una settimana. L'ha potuto vedere e leggere quando voleva. Se mi è stato risposto sì, lo firmo volentieri, io mi aspettavo una firma. L'impegno che io mi prendo di fronte ai veneti non è di cambiare lo status di un consigliere regionale, ma di quello di tutti i consiglieri regionali, anche degli ex consiglieri regionali. C'era l'impegno di venire qui a Limena alle 9:30 per sottoscrivere un documento. Io l'ho sottoscritto, ho sottoscritto di fronte ai cittadini veneti la proposta di legge che io avvierò nei primi 100 giorni del mio mandato. Ho chiesto a Berti di sottoscriverla e quindi ognuno poi si assume la responsabilità.